Essere lì quando le marmotte si risvegliano dopo il lungo inverno, ammirare la bellezza di una cascata illuminata dalle luci delle stelle e della luna, visitare antichi borghi e storiche strade. Sono solo alcune proposte di Itinerando Emilia-Romagna, trekking e vacanze all'aria aperto di Promo Appennino, manifestazione realizzata con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e dell'Unione Appennino e Verde. Un anno, dal 29 marzo 2015 al 16 marzo 2016, da trascorrere in completa simbiosi con la natura. Sono ben 93 le iniziative in programma. Non c'è che l'imbarazzo della scelta fra ciaspolate, visite ai parchi e aree protette della regione, trekking, mountain bike, campeggi e campi estivi per i ragazzi, fino alle escursioni che avvicineranno i partecipanti ai percorsi storici e alla gastronomia tipica del territorio. Un calendario che accompagnerà gli appassionati della natura, delle escursioni e delle tradizioni alla scoperta delle meraviglie della montagna dell'Emilia-Romagna, senza dimenticare quel pizzico di avventura che rende tutto così speciale. Le escursioni sono adatte a tutti, dai bambini fino ai camminatori più esperti ed esigenti. Le edizioni 2015-2016 di Itinerando Emilia-Romagna coinvolge i territori di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, l'Appennino Forlivese, l'Appennino Romagnolo e Marchigiano. Siamo arrivati a un'edizione molto importante che è cresciuta nel tempo e presenta oggi le escursioni che vanno da questo periodo fino a marzo del prossimo anno, e sono escursioni che sono proposte da Promo Appennino, che ha avuto questa intuizione proprio per offrire al turista la possibilità di vivere in un ambiente di elevata qualità ambientale, per poter conoscere l'ambiente, per viverlo, per emozionarsi a mattini con colori straordinari e a vivere in tutte le stagioni dell'anno attraverso escursioni che possono essere scelte a piedi oppure in bici oppure a cavallo oppure con le ciaspole ai piedi nella stagione invernale, ed è un'esperienza assolutamente importante per promuovere il nostro Appennino, e quindi escursioni che vanno dalla montagna piacentina fino ai confini con le Marche, con le quali condividiamo un importante parco. Le proposte sono di diversa natura, molto rivolte alle famiglie e soprattutto ai bambini, che possono conoscere un ambiente che è stato così ben conservato nel tempo e consegnato a noi, che è motivo di vacanza per tutti. A che tipo di turismo vi rivolgete dal punto di vista territoriale? Perché ci sono percorsi ed escursioni che anche gli stessi emiliano-romagnoli forse non conoscono. Infatti il nostro Appennino è verde, poiché non dimentichiamo che abbiamo anche un delta del Po straordinario che è importante per la qualità ambientale, e quindi bisogna assaporare i sapori che propone l'enogastronomia, i colori, i rumori che provengono dalla fauna che vive questo ambiente. A chi ci rivolgiamo? Sicuramente ai giovani, per i quali sono proposte delle proposte di weekend importanti rivolte ai giovani, ma sicuramente alle famiglie, perché questo è un prodotto rivolto alla famiglia tutta, con l'obiettivo di consolidare il rapporto familiare, il rapporto della famiglia con un ambiente che spesso non è conosciuto. Ci saranno anche tante escursioni, lei farà da guida, ci può parlare di queste escursioni, di quelle più particolari? Allora, sicuramente il programma di escursioni di Promo Appennino è un programma che si differenzia da altri innanzitutto perché è un programma che abbraccia tutta la regione ed è un programma condotto da guide professioniste. Dunque in questo programma trovano spazio moltissimi tipi di iniziative che poi si vanno a collocare anche a seconda del tipo delle guide che lo vanno a proporre. Dunque abbiamo delle guide che sono più brave su un piccolo territorio magari basso, mentre altre che sono più brave con cose più alte, più difficoltose. Dunque abbiamo, non so, iniziative per famiglie dal Bosco degli Gnomi, poi abbiamo dei safari notturni, delle ciaspolate e addirittura dormire sotto la neve dentro un igloo.
Poi abbiamo gite facili, molto vive però, cioè dal punto di vista della comunicazione abbiamo delle gite in cui la guida ti riempie di nozioni, ti riempie di emozioni anche, delle degustazioni, delle gite esperienziali, cioè facciamo il pane, facciamo gite di orientamento, domeniche a museo, alte vie di crinali, vie storiche, oppure flora, fauna ed erbe mangerecce. Questo giusto per darvi una panoramica, dunque partiamo dalla pianura, arriviamo fino ai crinali. Per quanto riguarda queste escursioni notturne, che cosa farete vedere in questi particolari che mi hanno molto incuriosito? Allora, le escursioni notturne, devo premettere che non le guido io, ma penso di sapere come le condurrà il mio collega. Queste escursioni notturne innanzitutto si avvalgono della emozione che tutti provano e proviamo anche noi guide muovendoci in ambiente al buio. Dunque c'è questa consapevolezza di essere al buio e dunque ci si apre un mondo del tutto nuovo. Al tempo stesso essere in ambiente al buio ci dà l'opportunità di avere molte più sollecitazioni, dunque abbiamo il rumore della natura, magari qualche uccello, qualche rapace notturno, poi chi la fa probabilmente si organizza con delle luci, dunque sarà facile vedere gli occhi che sono catarinfrangenti di molti animali. Dunque queste sono tutte emozioni che guidate e curate da parte della guida sicuramente danno un qualcosa di veramente emozionante. E quella dell'igloo, che tipo di escursione sarà? Perché il nostro Appennino si presta molto a essere vissuto 365 giorni l'anno, immagino che quella del notturno sia estiva, questa invece sarà strettamente invernale. Questa è invernale, però se si dorme dentro un igloo bisognerà farlo di notte probabilmente. Dunque anche questa non la farò io, la farà probabilmente Roberto Cataldo, suppongo così a occhio. E niente, si svolge in Alto Appennino, siamo sopra Capanna Tassone e si andrà in una zona dove sicuramente ci sarà un innevamento molto alto e si fa un buco nella neve e poi dopo ci si cala dentro per dormire. Considerate che sotto la neve non è mai freddo come si pensa, perché la temperatura non scende mai sotto lo zero. Dunque si sta caldini, si sta vicini ed è veramente un'esperienza. Ecco, queste escursioni sono soltanto per esperti oppure per... No, assolutamente. Il pubblico è, come dicevo, dai crinali a pianura, dunque abbiamo delle offerte per le famiglie, anche a prezzo concordato. Abbiamo offerte poi per persone più esperte, come che magari si recano al crinale. Chiaramente dei bambini piccoli noi non portiamo a fare l'igloo di notte, o non li portiamo magari a fare, non so, le ciaspolate pesanti in notturna, ecco. Abbiamo anche ciaspolate in notturna, vedete quanta varietà ci può essere di offerta rispetto a quello che è la frequentazione, non lo sfruttamento dell'ambiente e della natura. Allora, queste iniziative per riscoprire il nostro Appennino non si rivolgono soltanto agli emiliano-romagnoli, ma avete pensato a una serie di pacchetti anche per chi viene dall'estero, ce ne può parlare? Sì, certamente. Promo Appennino ha creato due marchi, uno Trekking Italy e l'altro Cycling Italy, che comprende una serie di offerte turistiche complesse per dei mercati esteri molto lontani, come possono essere il Brasile, Argentina, Canada, Stati Uniti e Australia, e continuiamo attivamente a partecipare alle fiere a livello internazionale, come per esempio Riccardo Sommi sarà presente fra una decina di giorni negli Stati Uniti, ha una missione che durerà 12 giorni, incontrerà circa 200 tour operator e agenzie americane. Prevalentemente noi siamo presenti nel mercato brasiliano, nel mercato americano e nel mercato australiano. Per i mercati così lontani le proposte turistiche devono essere sempre molto complete, non si rivolgono soltanto al nostro territorio, ma dobbiamo ampliare la nostra visione. Qua facciamo proposte sia a livello di Emilia che a livello di Romagna, sia per i trekking che le attività in bicicletta. Noi abbiamo due siti, uno trekkingitaly.net e cyclingitaly.eu, dove c'è anche un'area riservata solo per i tour operator e le agenzie di viaggio, dove sono presenti tutte le offerte. Lì ci sono tutti i prezzi netti alle agenzie, che vanno dai 1.500 ai 3.000 euro, perché sono rivolte a un pubblico di lusso. Questa è la 22esima edizione.
da marzo a marzo, direi, perché comincia quest'anno e a marzo di quest'anno, l'ultimo scorcio di marzo, e finisce il 6 marzo di quest'altro anno. 93 iniziative per la precisione, di cui 4 sul territorio reggiano, ma tutte le province, quasi tutte le province della nostra regione sono toccate, per un turismo da vivere insieme alla famiglia, ai bimbi, sotto la guida esperta di 10 guide ambientali che saranno coloro che seguono le famiglie o gli escursionisti singoli che vogliono vivere il nostro Appennino, la nostra montagna, la nostra collina con tutte le sue bellezze, la possibilità di giocare, divertirsi, perché una delle iniziative particolari è che saranno anche 10 campi estivi della durata di una settimana che verranno offerti come pacchetto turistico ai bimbi, quindi la famiglia potrà tranquillamente lasciare i ragazzi a vivere questa esperienza sotto l'occhio vigile e esperto appunto di queste guide.